Perché è fallito questo progetto? Intanto bisogna vedere se è veramente fallito. Siamo ancora qui a parlarne, eh? Fateci caso. E dunque da secoli se ne parla, a parte il buio di secoli in cui era scomparsa la mappa. Fallimento per alcuni potrebbe essere stato dovuto a una guerra tra veneti e turchi. Per altri, non so, io per me non vedo assolutamente un fallimento. È rimasta così lì, negletta per qualche ragione che scopriranno gli altri, ma non vedo un fallimento. Tant'è vero che nella sua bellezza è viva e ci parla ancora e continua a parlarci, continua a dirci del mondo. Escluderei un fallimento, forse mancata destinazione, in questo senso.